Sfida delicatissima al Comunale, nella quinta giornata la Cicatena fa visita all'Aci Galatea, anch'essa a quota un punto in classifica. Un match dal sapore speciale visitanti ex da una parte e dall'altra, con un solo imperativo per entrambe: vincere. In casa catenota novità di formazione per Mister Yemma. In difesa torna dall'infortunio Patanè sull'out di destra, coppia centrale composta da Calia e Giacone con Magro a sinistra. A centrocampo debutto per il neoacquisto Dennis Sciuto accanto a Tabares e Salvostrano. In attacco con Figheira e Fisichella c'è Francesco Strano preferito a Torrisi. Indisponibili invece Giuffrida e Reale. Catenoti che approcciano bene l'incontro, rimessa di Magro per Fisichella, l'assist in aria per Figheira, Figheira il tocco col destro che batte Pappalardo, ancora Matteo Figheira a segno come contro il Pro Ragusa, al 14esimo la Cicatena in vantaggio col secondo sigillo di Matteo Figheira. Reazione immediata dei padroni di casa, rimessa veloce di Borzì, per Errano all'interno dell'area, basso per Aleo, a contrasto con Giacone e palla fuori. 29esimo, Sciuto allarga a sinistra per Figheira, che può andare all'1 contro 1 con Cardella, decide invece di accentrarsi, uno sguardo dall'altra parte e serve Fisichella. Fisichella difende la sfera dall'attacco di Cucuccio, il cross mancino per l'acrobazia di Strano che non trova la porta. Strano di testa per Tabares, poi Figheira fermato da Cucuccio che cerca Messina, troppo lungo per lui. Sciuto recupera per Figheira, Strano di prima, di nuovo per Figheira in aria, Figheira la conclusione, ci mette i pugni Pappalardo. Battute finali del primo tempo, Cucuccio spinge a sinistra e lancia in profondità verso Borzì. Borzì riesce ad arrivare sul pallone, va all'1 contro 1 con Giacone, se la porta sul destro, cerca il traversone, Leo non ci arriva, pugni di Romano e poi Francesco Strano anticipa Vitale. Nella ripresa gli ospiti vanno subito a caccia del raddoppio, punizione di Magro, a cercare Figheira, la sponda col petto, Fisichella il mancino, di un soffio fuori. Ancora biancorossi in avanti, punizione interessante, affidata a Salvostrano, in aria per lo stacco di Calì, miracolo di Pappalardo che tiene in partita i suoi. Primo cambio per Mister Yemma, fuori Francesco Strano, dentro Torrisi. Romano va al rinvio lungo, a cercare Figheira, a contrasto con Longhitano. Poi Figheira di testa, riesce a servire Tabares. Per Sciuto, si sovrappone Magro. Sciuto scambio con Figheira, riesce ad arrivarci Sciuto, tunnel a Longhitano, poi assist per Fisichella il destro, debole, blocca Pappalardo. Seconda sostituzione per Mister Yemma, fuori Patanè, dentro Furnari. Torna a farsi vedere in avanti la Cigalatea, testa di Messina, mette giù Ranno alza la testa, gran palla per Borzì, filtrante, Borzì in aria a contatto con Magro. Non c'è nulla per il direttore di gara, proteste veementi dei padroni di casa. L'arbitro ha lasciato proseguire. Minuto 83, punizione di Tabares. Al centro, tocca Messina, respinge Pappalardo, ma la sfera finisce addosso a Figheira che realizza il 2-0. Matteo Figheira, una doppietta pesantissima che può valere 3 punti per la Cicatena. Terzo gol in 2 partite per Figheira. Provano a scuotersi gli accesi, rimessa di Spada che scambia con Ranno, ancora Spada, il traversone altissimo, Romano ci mette i pugni, il pallone finisce a Leonardi e lo stoppa il pallonetto che finisce alto sopra la traversa. Ultimi scampoli di partita, Giacone va a lungo a cercare Figheira, intercetta Vittorio, poi Fisichella, allarga subito per Sciuto in aria, uno sguardo al centro, il traversone per Figheira al volo che spacca il palo. Catenoti che chiudono in attacco, Giacone cerca a sinistra Figheira va all'1 contro 1 con Spada, lo punta, ancora Figheira il destro deviato e poi Pappalardo evita che il passivo diventi più pesante. Vittoria doveva essere, vittoria è stata, la Cicatena sbanca il Comunale, ottiene il primo successo in campionato e vola a 4 punti in classifica. Una prestazione solida, arrivata senza aver subito gol, cosa che non succedeva dalla prima giornata contro il Noto. Una grande iniezione di fiducia per i catenoti che però non devono assolutamente rilassarsi, perché mercoledì si torna subito in campo contro il San Pietro. C'è da conquistare la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dopo l'1-0 firmato Fisichella dell'andata. Un obiettivo alla portata e da centrare.